La stagione primaverile, oltre ad essere nota per il tenue aumento delle temperature, è il periodo dell'anno più critico per chi soffre di allergie. Sono moltissime le persone che sono colpite da questo fenomeno, che in alcuni casi crea davvero seri problemi. Stamane si è svolta la seconda e conclusiva giornata del congresso regionale della sezione Sicilia della Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica. Un interessante appuntamento che, oltre a chiarire dubbi, ha aggiornato i medici partecipanti. Ho portato delle novità che prima non erano mai state evidenziate, almeno nella nostra provincia, ma penso anche in Sicilia in genere, sull'utilizzo dei panallergeni, quale l'LTP per esempio per la pesca e la profillina per quanto riguarda i polleni, diciamo, gli inalanti delle parietarie, delle graminacee, dell'olivo, del cipresso, insomma, e anche un po' di meno per gli acari, però un po' di meno in base agli studi già effettuati e ai risultati ottenuti. Questo serve a fare una diagnosi differenziale tra un vero asma allergico e una vera rinite allergica. Ma ci soffermeremo e farò da moderatore per quanto riguarda l'immunoterapia specifica. Devo ringraziare il dottore Belluzzo, che è l'allergologo dell'unità operativa di pediatria da me diretta all'ospedale di Agrigento, che si è interessato ed è riuscito a far venire un partner di relatori d'alto livello scientifico e hanno permesso di organizzare questo congresso regionale di allergologia. È un momento di riflessione perché, come diceva giustamente lei, ormai le allergie fanno parte della nostra vita quotidiana e soprattutto a livello primaverile abbiamo un'incidenza di allergia nei soggetti, sia bambini, di cui me ne occupo personalmente, sia anche degli adulti. Ma moltissimi anche i medici ed i docenti partecipanti al congresso, eminenti personalità del panorama nazionale della medicina. Le malattie allergiche vanno trattate insieme al medico di famiglia. Il successo della terapia è soltanto qualora vi è un incontro con il medico di famiglia, perché la gestione di queste malattie, che non sono malattie acute ma sono malattie croniche, prevedono appunto questo tipo di collaborazione. Il valore di questo congresso è giustificato dal fatto che oggi le malattie allergiche sono le malattie più frequenti nella nostra popolazione. Praticamente un italiano su 4 soffre di allergie, soprattutto di allergie respiratorie, e questo è il periodo in cui queste stanno emergendo. In questo congresso di Agrigento, che è il congresso della sezione regionale della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica, sono venuti fuori molte novità e molti aspetti, devo dire, particolarmente interessanti, sia per far sì che non vengano tanto le allergie nelle persone, sia per controllarle meglio con una buona terapia, efficace terapia.